Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, fiducioso nella scarcerazione all'uscita del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che si è riservato la decisione. Penso sia andata bene, ha detto ai cronisti il primo cittadino. Nuova protesta a Roma questa mattina dei dipendenti del Marrelli Hospital. In 300 rischiano il posto di lavoro. A sostegno dell'avvertenza alcuni sindaci del territorio. La droga tra gli indumenti intimi, 3 donne sono finite nei guai, sorprese dai carabinieri con 5 kg di marijuana. Maxi evasione fiscale a Paola, scoperta dalla Guardia di Finanza una società sconosciuta al fisco, non pagate imposte per 1.300.000 euro. La Regione è pronta a stanziare 11 milioni di euro per migliorare la depurazione nei centri del Tirreno Cosentino, ma tra i municipi che attendono le risorse non c'è accordo. Delegazione aperta in spiaggia a Nicotera, contrasterà i reati ambientali, il prefetto, importante riferimento istituzionale in un comune sciolto per mafia. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, fiducioso nella scarcerazione all'uscita del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che si è riservato la decisione. Penso sia andata bene, ha detto Lucano ai cronisti. Sentiamo. È finita subito dopo le 13 l'udienza di Mimmo Lucano e della sua compagna davanti al Tribunale del Riesame a Reggio Calabria. Ecco, la prima ad essere ascoltata è stata proprio la compagna, che poi è andata via senza fare dichiarazioni alla stampa. Subito dopo abbiamo saputo da voci di corridoio che sono stati i 2 legali a parlare e Mimmo Lucano invece non ha potuto esprimere il suo pensiero liberamente, ce lo ha detto lui stesso all'uscita. C'è una cosa importante da rilevare, perché poi ci ha raccontato, come sentirete tra poco, che è intenzionato a continuare il suo progetto di aiuto agli immigrati anche facendo uscire il comune di Riace dai progetti SPRAR. Riace anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli perché abbiamo nel corso degli anni costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza. Noi possiamo dire sicuramente anche attraverso il supporto di una solidarietà internazionale. Ragazzi, non possiamo sostare, dobbiamo camminare. E faremo non uno SPRAR, faremo l'accoglienza spontanea, così come era cominciata, senza soldi pubblici. Questo glielo voglio trasmettere, questo messaggio al governo. Vogliamo uscire dallo SPRAR, proprio non, ovviamente ci siamo costituiti, facciamo ricorso al TAR per un patto morale e ovviamente poi dobbiamo recuperare le risorse per i servizi già svolti. Dopodiché possiamo, lo voglio io come volontà politica, se ancora contro qualche cosa, di dire dobbiamo uscire dallo SPRAR. Io non voglio più avere a che fare con chi non ha fiducia, prima di tutto, e non voglio avere a che fare con questo governo che spesso non rispetta i diritti umani. La tendopoli di San Ferdinando, le condizioni sono state giudicate drammatiche dall'inviato dell'ONU. Vediamo. Le persone vivono in rifugi di fortuna e non hanno alcun accesso all'elettricità, all'acqua, al servizio di smaltimento dei rifiuti, ai servizi igienici e all'assistenza sanitaria. Sono privi di protezione sociale. È il quadro drammatico che ha descritto Urmila Boola, relatrice speciale dell'ONU, sulle forme contemporanee di schiavitù, che in questi giorni ha visitato l'Italia, dove lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo è di casa. Le ultime affermazioni dell'inviata speciale delle Nazioni Unite si riferiscono proprio alle condizioni della baraccopoli di San Ferdinando e alle condizioni disumane a cui sono sottoposti gli immigrati della piana di Gioia Tauro. Nel tirare le somme dal sopralluogo fatto nella bidonville di San Ferdinando, la signora Boola ha evidenziato che le centinaia di lavoratori migranti vivono in condizioni terribili in insediamenti informali, geograficamente isolati, creando una preoccupante segregazione con il rischio di alimentare la tensione sociale tra i migranti e la popolazione locale, aumentando il rischio di razzismo ed xenofobia. Ma oltre alle negatività espresse in una
conferenza stampa svoltasi a Roma, la relatrice speciale dell'ONU ha messo in evidenza anche le positività emerse in questo tour, in particolare per San Ferdinando. Sono stata confortata, ha affermato la relatrice, dal prezioso lavoro svolto dai medici per i diritti umani, che fornisce assistenza sanitaria ai lavoratori migranti che diversamente affronterebbero gravi limitazioni. Inoltre, l'aspetto importante è che la relazione ufficiale dell'inviata dell'ONU sarà presentata al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel settembre del 2019. Sono trascorsi 12 giorni dalla tragedia avvenuta a Lamezia che è costata la vita ad una mamma e ai suoi 2 figli. Proseguono le verifiche sui luoghi richieste alla Procura lametina anche attraverso l'utilizzo dei droni per stabilire eventuali responsabilità sullo stradipamento del torrente. Intanto è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo plurimo. Ecco le immagini girate dal nucleo sistemi aeromobili a pilotaggio remoto che attraverso l'utilizzo di droni proseguono nel controllo della zona teatro della tragedia avvenuta il 4 ottobre scorso. Le indagini dopo il ritrovamento del piccolo Nicolò si concentrano sulle cause della morte di Stefania Signore e dei suoi 2 bambini travolti dal fango in quella maledetta sera. La Procura di Lamezia ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo plurimo grazie alle perizie tecniche effettuate dagli esperti, coadiuvati anche dagli agenti del commissariato locale e dai militari del gruppo e della compagnia carabinieri della città della Piana. I droni, gli stessi utilizzati per le ricerche del piccolo disperso per giorni e ritrovato venerdì scorso, così come gli elicotteri dei vigili del fuoco, sono riusciti a scattare alcune istantanee che serviranno per stabilire dove e perché il terreno è franato, provocando lo straripamento del torrente Cantagalli. Saranno anche utilizzati i rilevamenti pluviometrici della zona. L'obiettivo dell'indagine avviata sarebbe proprio quello di comprendere eventuali responsabilità umane nel disastro del 4 ottobre, partendo proprio dai canali di scolo straripati. La sanità adesso con la protesta del Marrelli Hospital a Roma, presidio dei lavoratori questa mattina dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. In 300 rischiano il posto di lavoro, presenti il delegato della Regione per la Sanità Franco Pacenza, a sostegno dell'avvertenza anche i sindacati del territorio. Non si arretra di 1 millimetro la protesta dei dipendenti del Marrelli Hospital di Crotone questa mattina fa tappa a Roma. Non è la prima volta, dopo Montecitorio oggi si è dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico, si cambia interlocutore, resta l'emergenza di 300 lavoratori a rischio. Nei cartelli racchiusa la storia della clinica, il problema è legato al budget e al commissario Scura, contraltare nella spinosa avvertenza. Al tavolo ministeriale oggi anche la Regione Calabria. Il diritto alla salute non può avere nel nostro territorio, nella nostra regione, come dire, un approccio di serie B. Noi non accettiamo una rappresentazione, come dire, in cui la Calabria non può avere un approccio al pari delle altre regioni. Noi non condividiamo il fatto che la nostra regione debba continuare ad avere il primato dolorosissimo dell'emigrazione sanitaria, che è diventato un vero e proprio salasso non solo per le casse pubbliche ma anche per tanti concittadini calabresi. Tra i manifestanti il sindaco di Casabona a sostegno della battaglia portata avanti dalla struttura privata e dai dipendenti in difesa dei servizi sanitari sul territorio del Crotonese. Il sindaco Carvello di Casabona, che ha inteso venire in rappresentanza di tutti gli altri sindaci. Certo sarebbe stato auspicabile averli tutti qui, anche con la fascia tricolore, perché è un momento importante, un momento in cui si rivendicano una serie di diritti, di situazioni che possono dare sviluppo al territorio crotonese. Niente, non c'è verso. Oliverio dovrà desistere e rinunciare a guidare la sanità. Prima gli amici del PD, adesso gli avversari giallo-verdi. Nulla. È rispuntato il veto, cancellato dal governo di centrosinistra, per il doppio ruolo governatore-commissario. Quindi, tradotto, significa tu fai questo e non puoi fare quello. Punto e basta.
La storia ricomincia. Il presidente che ha spinto fino a minacciare di incatenarsi in piazza Montecitorio dovrà alzare bandiera bianca. Per lui la sanità resta un miraggio. È scura? Beh, nonostante le 1000 critiche sul suo operato, resta, almeno per il momento. Niente da fare nemmeno per i grillini calabresi che a più riprese hanno chiesto alla ministra di sollevarlo dall'incarico e hanno ottenuto qualcosa. Morale della favola: la sanità calabrese resta saldamente nelle mani di Scura. Nemmeno l'audizione davanti alla Commissione Sanità del Senato ha prodotto risultati, se non il solito elenco di nefandezze che stanno dentro il pacchetto Sanità Calabria. È la storia di ieri e di oggi e forse anche di domani. La domanda è d'obbligo: a cosa sono servite le proteste? La risposta è semplice: a nulla. Sarà che della Calabria frega poco a Roma? Può darsi. E mentre la politica discute, migliaia di calabresi affrontano i cosiddetti viaggi della speranza per ottenere altrove quel diritto alla salute che qui continua ad essere negato. La vicenda del nuovo ospedale di Cosenza, il consigliere regionale Carlo Guccione presenta un'interrogazione al sindaco di Cosenza. Dove sarà realizzato il nuovo ospedale di Cosenza? Il consigliere regionale Carlo Guccione torna sull'argomento e presenta un'interrogazione al sindaco Occhiuto in cui si chiede di indire un consiglio comunale urgente per discutere del futuro della sanità cosentina. La regione Calabria, scrive Guccione, non potendo ulteriormente protrarre i tempi di conclusione della conferenza dei servizi, ha individuato l'area più idonea su cui realizzare il nuovo ospedale di Cosenza, ossia Vagliolise. Il responsabile unico del procedimento si riserva di avanzare ulteriori proposte all'amministrazione regionale in caso di mancato pronunciamento del Comune di Cosenza sulla migliore situazione emergente dallo studio di fattibilità ai fini della definitiva localizzazione del nuovo ospedale. Gli atti e i documenti acquisiti rimarcano inoltre la proposta di riqualificare e valorizzare l'attuale ospedale dell'Annunziata da riconvertire in una vera e propria cittadella della salute. Una decisione, sottolinea Guccione, più che vantaggiosa, che non andrà dunque a smobilitare il vecchio nosocomio, ma servirà ad adottare urgenti interventi finalizzati a centralizzare tutti i servizi territoriali dell'ASP di Cosenza, attualmente localizzati in più di 20 sedi differenti. Ad oggi l'ASP spende 820.000 euro all'anno di fitti passivi solo nella città di Cosenza. La cittadella della salute dunque produrrebbe un enorme risparmio. Per quanto riguarda poi il collegamento fra la nuova struttura ospedaliera e il quartiere di Via Popili, è stata individuata una soluzione per migliorare e potenziare la viabilità di accesso all'area di Vagliolise lungo il tracciato della statale 107, consistente nella realizzazione di un sottopasso di scorrimento veloce e di una viabilità di superficie. Tutto ciò finirebbe per ridare vita alla stazione ferroviaria di Vagliolise, mentre la struttura ospedaliera di circa 135.000 metri quadrati da 705 posti letto servirà a riqualificare il più grande quartiere popolare della città. Ora la Regione ha concluso la conferenza dei servizi. Ci aspettiamo, prosegue Guccione, che il sindaco sia celere nel convocare il Consiglio Comunale per proseguire senza altri intoppi con la realizzazione del nuovo ospedale. La Regione è pronta a stanziare 11 milioni di euro per migliorare la depurazione nei centri del Tirreno cosentino, ma tra i municipi che attendono le risorse non c'è accordo. Depurazione atto terzo, quarto o quinto. Onestamente abbiamo perso il conto, perché negli anni sono stati messi in circuito tantissimi soldini per risolvere il problema, senza però mai riuscirci, se è vero come è vero che ogni anno lo scenario, così come le proteste, è sempre lo stesso. Adesso ci sono 11 milioni in palio per i comuni della costa tirrenica cosentina, risorse pronte da spendere per intervenire e risolvere il deficit depurativo in quest'area della Calabria. Allora, i soldi ci sono, ma l'accordo tra i comuni no. Il guaio è che ognuno dei municipi interessati dal finanziamento hanno presentato liste lunghissime di lavori urgenti da fare, con l'inevitabile gara tra chi ha più urgenti necessità. Ora, se il clima continuerà ad essere quello della gara tra i comuni, il risultato sarà di allungare i tempi per la distribuzione delle risorse, che significa lo status quo della situazione. La litigiosità è alta tra gli amministratori delle città del Tirreno cosentino, non è questa la novità, ma ciò non può impedire che si lavori per risolvere il problema depurazione che è atavico e penalizzante per l'intero comparto turistico della regione. La chiosa non può che essere questa: prevarrà il buonsenso o il campanile? E contrasterà i reati ambientali la delegazione di spiaggia Nicotera.
La Guardia Costiera insedia la sua delegazione di spiaggia nel centro di Nicotera in una postazione a fianco all'ingresso del municipio con la volontà di dare un segnale preciso ad una popolazione che ha bisogno di sentire la presenza delle istituzioni, ricordando che questo è uno di quei comuni già sciolti per infiltrazione mafiosa, come sottolinea il prefetto di Vibo Valentia. Sicuramente ha un alto valore simbolico questo insediamento, peraltro la vocazione turistica e marinara di Nicotera e dei paesi limitrofi rendeva indispensabile che questo presidio avesse la dignità e l'immagine istituzionale che merita. È un altro passo avanti in quell'occupazione del territorio da parte dello Stato e a discapito del malaffare e della corruzione. La delegazione di spiaggia rappresenta un significativo punto di riferimento non solo quale presidio di legalità, ma anche e soprattutto come uno sportello del mare, pronto a rispondere alle esigenze più immediate del territorio e del singolo cittadino in ambito alle più delicate questioni inerenti ai temi ambientali e di tutela del mare. Il territorio presenta, così come tante altre zone della Calabria, una serie di criticità che a fattor comune appunto riguardano un po' tutta la costa della Calabria. Qui noi siamo particolarmente votati a quello che è il nostro impegno verso la tutela dell'ambiente, delle coste, dei litorali, lo sforzo che stiamo esercitando per quello che è il problema della depurazione, degli impianti di depurazione. Su questo territorio insistono anche i problemi di quelli che sono i riflessi delle attività che hanno visto anche dirigere le nostre ispezioni verso i frantoi con i sistemi di collettamento che vanno a sfociare sui corsi d'acqua che poi immancabilmente riversano tutto per mare. Lo sforzo c'è stato, c'è e continuerà a esserci, oltre a quelle che sono le nostre attività tipiche, tutela della costa, della salvaguardia della vita umana in mare, del corretto uso del mare, non ultimo quello che è la tutela delle risorse ittiche e quindi della filiera della pesca. Maxi evasione fiscale a Paola, scoperta dalla Guardia di Finanza una società sconosciuta al fisco. 4 milioni e mezzo di ricavi è quanto guadagnato dal 2013 da un'impresa che però non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Dunque un evasore fiscale scoperto dai finanzieri della Compagnia di Paola, titolare di una società operante nella provincia di Cosenza ed attiva nel settore pubblicitario. L'impresa fantasma avrebbe cambiato negli anni diversi amministratori e sede, spostandosi da una città ad un'altra. Dal 2013 non ha più presentato le dichiarazioni fiscali ed è stata posta in liquidazione, evadendo rilevanti imposte a danno dell'erario pari ad oltre 1.300.000 euro. Negli ultimi 3 anni inoltre la società ha fatto anche importanti investimenti come l'acquisto di un immobile e di diverse autovetture, alcune anche di rilevante valore. Un lavoro minuzioso quello delle Fiamme Gialle che, nonostante la scarsa documentazione amministrativa e contabile a disposizione, hanno ricostruito, grazie ad una serie di riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, la reale posizione fiscale del contribuente, le vendite effettuate e gli utili conseguiti. Denunciati 2 amministratori all'autorità giudiziaria per omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili che rischiano la reclusione fino a 6 anni. Un operaio di 19 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Filadelfia nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso l'equilibrio cadendo da un muretto alto circa 5 metri. Lo sbarco a Crotone invece del 14 ottobre scorso, ebbene la polizia ha fermato i presunti scafisti. Si tratta di 2 cittadini ucraini di 47 e 45 anni. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Viaggiavano con quasi 5 kg di marijuana purissima nascosta in auto. 3 donne provenienti dalla Puglia sono state arrestate dai carabinieri a Rocca Imperiale nel Cosentino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le donne, che viaggiavano su un SUV, sono state fermate per un normale controllo. Nel bagagliaio dell'auto i militari hanno trovato un borsone. Tra biancheria intima e pantaloni c'erano 7 buste sigillate con la sostanza stupefacente.
Accusati di aver copiato al concorso è finita con 7 prescrizioni il processo a carico di 7 presidi alla Lamezia Terme. Il procedimento partito nel 2011 da un'indagine della Guardia di Finanza della città della Piana, dove si erano tenute le prove concorsuali. Intimidazione ad un cantiere a Cosenza, una bottiglia incendiaria è stata trovata nell'area dei lavori in via Popilia. Si tratta di un'azienda catanzarese impegnata nei lavori di rifacimento della rete idrica. Indagano i carabinieri. Un serbatoio di GPL, capacità di circa 3.000 litri, contenente all'interno una quantità elevata di gas, si è arenato sulla battigia a Falconara Albanese. I vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in sicurezza la zona. Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, un 56enne è stato arrestato dai carabinieri a Crotone. I militari hanno trovato sull'auto su cui viaggiava 3 dosi di cocaina. La Camera di Commercio di Cosenza ha presentato il suo bilancio sociale. La Camera di Commercio di Cosenza ha presentato il proprio bilancio sociale, lo ha fatto alla presenza del Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo. La redazione del bilancio sociale è il segno tangibile della svolta culturale impressa dal Presidente Klaus Algeri e rientra nella filosofia introdotta da Open Camera Cosenza. Open Camera Cosenza è il frutto del bilancio sociale. Abbiamo voluto il bilancio sociale già dall'inizio per metterci così a nudo, essere più trasparente possibile, anche perché parliamo di un ente pubblico, sono in realtà del denaro e delle tasse che pagano le imprese e noi dobbiamo rendere conto di che cosa facciamo, non soltanto nelle attività, ma mettere a nudo anche le nostre spese, i nostri compensi, tengo a precisare sono 0. Ma quello che è importante è essere più trasparente possibile, nel senso che all'interno del bilancio sociale abbiamo tutte le nostre attività che noi abbiamo fatto, ma non soltanto della parte politica, anche dei dipendenti. All'interno del bilancio sociale ci sono le presenze, chi partecipa di più, il tipo di titoli, come hanno fatto i concorsi, in realtà ci si mette a nudo in un modo completo. Ecco, questo ritengo che chi gestisce un ente pubblico è un atto quotidiano che deve fare giorno per giorno. Trasparenza e condivisione sono le parole d'ordine che accompagnano l'operato della Camera di Commercio di Cosenza. La presenza del Procuratore della Repubblica durante la presentazione dell'atto amministrativo per eccellenza dell'ente ne è ulteriore testimonianza. La mia presenza è una testimonianza di legalità, la legalità che la Procura della Repubblica interpreta sul territorio perché è l'ente preposto a far rispettare appunto la legge e in particolare attraverso l'uso della sanzione penale con le proprie indagini, con i propri istituti, con i propri apparati. Ma non è soltanto questo, è evidente la necessità in una società complessa è che gli enti esponenziali preposti a rappresentare, a tutelare gli interessi dei cittadini nell'ambito delle proprie competenze hanno un senso soltanto se si confrontano, se si articolano, se scambiano le proprie idee, se mettono insieme le proprie esperienze. Ecco, il termine un po' abusato è quello di dire fare rete. Noi abbiamo l'obbligo di tutelare il cittadino rispetto a tutti i fenomeni di illegalità che poi trasmodino nella violazione della norma penale. Questo è un obbligo che cerchiamo di rispettare e se appunto come in questo caso enti come la Camera di Commercio ci stanno vicini, penso che i risultati saranno migliori. Lo sport adesso, la Vibonese vince in trasferta a Rieti, il gol di Taurino decisivo per il match. I successi fanno morale e classifica per la Vibonese, che in poche settimane ha spazzato via timori e timidezze che avevano caratterizzato l'approccio al campionato. Pesantissimo il successo conquistato allo Scopigno di Rieti, soprattutto perché dà continuità dopo la vittoria casalinga raccolta nella gara precedente contro la Cavese. La squadra di Orlandi è stata sempre in partita, giocando in modo autoritario e mettendo in difficoltà i laziali in diverse occasioni, con le veloci incursioni di Taurino. I padroni di casa hanno risposto con il tentativo di Vasileiu, bravo a concludere con un tiro a giro finito sulla traversa. Il pericolo sventato è coinciso con una fase positiva per il Rieti, avvantaggiato dall'uscita di scena di Altobello, out per infortunio.
Nella ripresa la Vibonese è riuscita di nuovo a trovare equilibrio e dopo aver pareggiato i conti dei Legni con la traversa colpita da Tito e insidiato l'estremo difensore avversario con la conclusione ravvicinata di Obodo, la bella azione di Buba sulla sinistra ha coronato il predominio in campo con la terza rete in campionato di Taurino, lestissimo sotto porta. Rieti KO è a rischio 0-2 sulle ripartenze della Vibonese scatenate da questa sera con un bottino di 10 punti in classifica. Pesante sconfitta invece per il Catanzaro che perde in casa contro la Juve Stabia per 3-0. Un appuntamento prima del meteo, l'associazione di volontariato Zampe in Salvo ha organizzato per il 21 ottobre una giornata informativa sul lungomare di Paola dedicata all'adozione consapevoli di cani e gatti. Saranno presentati diversi cuccioli in cerca di casa al fine di favorirne l'adozione. Le volontarie dell'associazione Zampe in Salvo accompagneranno gli interessati in un percorso di consapevolezza volto a garantire ai cuccioli un futuro sereno e sicuro e agli adottanti una felice convivenza con loro. La giornata informativa del 21 ottobre è patrocinata dal Comune di Paola. E adesso le previsioni del tempo. Anche nelle prossime 48 ore avremo instabilità diffusa con precipitazioni, più probabili sulle zone ioniche. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nuvolosità diffusa sulla fascia ionica con associate piogge, meglio invece sul Tirreno dove la probabilità di piogge sarà bassa. Analizziamo ora lo stato dei mari e venti. Domani mari generalmente mossi con venti deboli o moderati da levante o scirocco. Per ulteriori dettagli consultate il sito web meteoincalabria.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.